Appuntamenti in agenda per mercoledì 12 luglio. Spiritualità e lavoro è il tema dell'incontro in programma alle 21 a Palazzo Fasce di Sestri Levante. Sarà presentato il libro di Viviana Gori ed Ettore Reati dal titolo Sciuette, dolci, sapere e arte delle monache di clausura di Varese Ligure. Roberto Figari dialogherà con gli autori. Splash, canto e libertà, concerto dei cori Incartarte e Anima Motus diretti da Patrizia Merciari, l'inizio alle 21 al Teatro della Lavagnina di Sestri Levante. Concerto all'ombra dell'ultimo sole di Aldo Ascolese con Laura Merione e Domenica Berta. Si parte alle 21 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, un'iniziativa a cura dell'Associazione O Castello. In piazza 25 aprile a Bugliasco, in occasione della festa patronale di Nostra Signora del Carmine, commedia in dialetto genovese con Tutto ben che te voglio, in scena la compagnia dialettale San Fruttuoso, l'inizio alle 21:15. Secondo appuntamento della rassegna Ridere d'agosto, ma anche prima, in piazza delle Feste a Genova. Alle 21:30 è in programma lo spettacolo concerto, in prima nazionale, Made in Sweden, viaggio intorno agli ABBA in musica e parole, con la tribute band ABBA Time e il comico genovese Marco Rinaldi. Serata di inaugurazione al Circolo Golf e Tennis di Rapallo per il 21° Festival di Valle Cristi. Si comincia alle 21:30 con un ricordo del maestro Federico Ermirio, ideatore del Sibelius Festival, Golfo del Tigullio e Riviera. Alle 21:30 a Santa Margherita Ligure, sul maxi schermo di Piazza Caprera, si parlerà di Antartide, patrimonio dell'umanità, terra di pace e di scienza. Interverranno alcuni ricercatori dell'Università di Genova. E infine, per la rassegna teatrale A Teatro con Nanni, al Porticato Bignardello di Lavagna, alle 21:30, Gisella De Nicolò e Paolo D'Aste porteranno in scena lo spettacolo Casa Giselli Culture Mix.